100, forza signori, l'offerta più bassa è quella che vince. 85 per il signore là in fondo, 70 signori, chi la sposa per meno, 71, 72, 73, sposata. Ricordiamo ai signori padri offerenti che il pagamento della dote è immediato e va effettuato al marito al termine della cerimonia. Si accettano contanti e assegni circolari. Il mio immaginario del Friuli Venezia Giulia, quando avevo più o meno l'età di Ondina, cioè 17-18 anni, era un po' quello che può avere un adolescente che si sente in una città provinciale. E quindi in qualche modo avevo l'impressione di essere fuori dai giochi, fuori dalla vita, dal fermento. Però mi è successo una cosa particolare, ho cominciato a frequentare un corso che era organizzato proprio dal comune di Monfalcone, un corso di teatro, in cui l'ideatrice, che era Luisa Vermiglio, ci faceva sperimentare le tecniche teatrali attraverso le storie del nostro territorio. E quindi mettendo insieme queste due cose, il teatro che ci coinvolgeva, ci appassionava, è venuto automatico trovare qualcosa di appassionante anche nelle proprie radici. Tutto per voi se resterete in questo paradiso, diceva il vescovo sulla porta, e se farai la brava un giorno potrai avere anche Bambola madre badessa, la regina del convento, le aveva detto sottovoce guardandola dritto negli occhi. Allora, io vivo fisicamente qua, ma per lavorare io devo andare via dal Friuli Venezia Giulia, nel senso che la struttura che ha scelto di appoggiarmi e di curare il mio lavoro è del Trentino Alto Adige. Anche il premio scenario che ho vinto con È bello vivere liberi, la sezione Ustica, mi ha portato in qualche maniera ad uscire, perché qua non ero riuscita a trovare modo di realizzare quel lavoro. Ho dovuto iscrivermi a un premio per mostrarlo e dire ho qualcosa di frizzante, a qualcuno interessa. All'altro capo del ponte le donne si erano guardate, tutte e sei d'un tratto avevano detto è lui, e tutte e sei gli s'avviarono incontro. E lui, tenendosi sempre il breviario aperto dinanzi come se leggesse, spingeva lo sguardo in su per spiare le loro mosse, e vedendosele venire proprio incontro, fu assalito a un tratto da 1000 pensieri. Domandò in fretta a se stesso se tra le donne non ci fosse qualche cibo di strada, e gli sovvenne subito di no, perché quello era un ponte. Lor signore sono donne di fede, sanno benissimo come vanno queste faccende. Il povero vicario non c'entra, quelle fanno i loro pasticci tra loro e poi... Dio, ho detto, levami! Teodora! Oh, Dio, hai risposto! Teodora! Oh Dio, ti ringrazio! Teodora! Immacolata, sei tu! Oh, tesoro, te l'ho già detto, lui non può farlo, questa non è mica opera sua, ma ci deve essere una via d'uscita. La scoperta del teatro di figura visuale in realtà per me è nata proprio alla scuola di Pisa, dove ho frequentato questo corso con Joan Baixas, un regista catalano che si occupa principalmente di teatro visuale. E in realtà è stato lui a farmi notare che forse quella lì era la mia strada, che lì riuscivo a esprimere all'ennesima potenza quello che cercavo magari di esprimere con meno efficacia con altri linguaggi. Ed è stato lui che poi mi ha proposto di andare a lavorare con lui a Barcellona e mi ha preso letteralmente a bottega, mi ha insegnato i trucchi del mestiere con veramente una generosità da maestro. Cominciamo col porci, l'eterna domanda. Ah, l'eterna domanda, la so, è quella dell'uovo della gallina. Da dove veniamo prima di nascere? La so, innocenza. Appare a prima vista evidente, innocenza, che la vita ha origine sempre dall'uovo, non dimmelo, non lo sapevo, da un corpo femminile, da un corpo femminile, esatto. Allora, è la gallina, la risposta. Obiezione, vostro onore, la testa in cima. Vostro onore, la testa è una donna e come tutte le donne parla vanvera. Vostro onore. Respira. Se
Se dovessi dare qualche indicazione per chi vuole avvicinarsi al teatro, nel mio cuore rimane San Miniato e la scuola di Pisa, perché lì è una realtà incredibile in cui ci sono insegnanti e allievi dalle più importanti accademie teatrali d'Europa e non solo, e questo è veramente incredibile, recitare con compagni, perché abbiamo veramente modi e stili diversissimi.